Occio, occio, occio. E il nonno col triciclo? No, non che credo. Ma il marciapiede cosa sta in strada? No, no. E che ha sbagliato corsia, sì che non trovo in autostrada. No, no. Dio buono. Che fuori. Non mi ricordo dove ho messo quello per mettermi la GoPro in testa. Vabbè, dai, andiamo a vedere comunque i lavori. Dai, via, 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 via. Bene, bene. È giunto il momento di presentare il nuovo camper. Sì. Allora, questo è un sacchetto di Pringles che contiene 5 Pringles che ho promesso agli amici che arrivano dopo. Ma non è solo quella la novità, no, 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 occhio. Abbiamo tolto tutta la moquette, guarda, via tutta la moquette, rifatte tutte le pareti. Adesso magari è un po' sporco, devo metterci, guarda qua, devo darci una pulitina perché insomma appena stati fatti i lavori. E adesso passiamo alla mansarda rifatta completamente, era tutto marcio. Questo devo smontarlo come ho fatto con quello della dinette, grattarlo e riverniciarlo di bianco. Sempre nella mansarda la luce a led, questa fa giorno, è una roba incredibile. E sempre in mansarda la ciabatta, 4 prese più 2 USB. Cioè qua è perché volevo metterci un altro monitor da 24 col mini PC Android per guardare i film. Non consuma niente, è tipo un telefonino consuma. Ah, il discorso libri ai piedi del letto, no, cambio. Il materasso me lo sposto fin qua dove ci sono i piedi, no? Perché ho visto che vado fuori coi piedi. E lo metto lì, sotto il cuscino, così i libri stanno sotto il cuscino, no? Perfetto così. Perfetto. Detto questo ti porto in bagno, cioè non nel senso, insomma ti faccio vedere il bagno, dai. Sì, ho ancora un po' tutto da pulire. Allora, il lavandino è stato rifatto, vedi, è stato aggiustato, rifatto in vetroresina, dove c'è l'attacco del rubinetto che era tutto spaccato, è stato grattato e riverniciato di bianco, così io sono felice. C'è il strafante qui nuovo che ha il miscelatore, caldo, freddo, su e giù, adesso anche ho la pompa dell'acqua spenta, però vabbè, fermo là che vado ad accendere. Vedi il strafante qui che ha il miscelatore, freddo, caldo, su, questo serve per bloccarlo, occhio, tac, vedi, figone. In più, tac, puoi chiuderlo da qua, aprirlo, chiuderlo, aprirlo, chiuderlo, aprirlo, chiuderlo, e avanti così finché non finisci l'acqua. Le sigillature, vedi, questa no, questa è la scopa. Tutta la vasca è stata sigillata, così posso lavarmi tranquillo. Qua manca ancora la carta, se vai tranquillo non lo lascio così, no? Il lavandino della cucina, un'altra roba. Apri qua, tralala. Vieni con me. Eccolo qua, mocca perennemente ogni volta sempre lì. Lo alzi, lo abbassi, lo alzi, lo abbassi, finché non ti stanchi, ti vengono i crampi alle mani, però vabbè. E qua, tac, che bello, fantastico, fantastichen. Chiudi qua, e via, vedi. Eccola, così resta tutto chiuso, no? Stupendo, come lo volevo io. Ah, già che siamo in cucina, in the kitchen, in cucina, in Veneto, nel gavone numero 1 la presa, diciamo quella è 1, 2, 3, 4, 5, 6 prese, però va bene, uso al massimo 2, comandata, e quindi col pulsantino che la accendi e la spegni. Vedi che c'è un alimentatore lì, perché quello esce, vediamo se riesco a vedere, spostati, vedi sotto c'è un buco che il cavo esce e va, guardiamo da sotto, vedi? Da là esce, vedi, e si attacca a questo hub USB che serve appunto per dargli la corrente. Questa qui è ancora attiva e io tutto posso usarlo sia con l'inverter in batteria praticamente che quando mi collego con la presa del 220. Inverter, ho detto inverter? Sì, ho detto inverter. Fermo là, perché è nella cuccia di cane pericoloso che tanto è davanti, non vede, possiamo mettergli le mani. Vieni. Eccolo là, inverter da 1000 watt che mi esce da là praticamente una presa, vedi? Da quella presa gli ho attaccato una ciabatta che adesso non si vede, te la farò vedere meglio quando rifaccio la scrivania. Quella ciabatta ha 6 prese e ognuna delle 6 prese è comandata tramite un pulsantino. In più c'è anche il pulsantino generale.
E adesso vedi si è attaccato tutto, vedi anche il subwoofer, gli hard disk, sta girando corrente a tutto, che non è pratica adesso lì, no? Quindi lascio tutto acceso, chiudi, cuccia il cane pericoloso, rimetti il tavolino e il cuscino di cane pericoloso se non si incazza. E qui c'è il pulsantino dell'inverter dove tu puoi accenderlo, tac, e spegnerlo, tac. Devo ancora arrivare a finire la batteria qua usando il computer. Tieni conto che è una da 75 e ce ne andranno due da 110 a scarica lenta, cioè siamo avanti chissà quanto, e più il pannello lo ricarica sempre a cannone, è fenomenale sto pannello. Non so che pannello ho, un giorno guardo, però veramente mi carica con la pioggia, con la luna, una roba incredibile. Però c'era un'altra roba da farti vedere, dei lavori importanti. Ah beh, fuori è stato sigillato tutto, quello magari te lo faccio vedere. E i picci per la GoPro? Cosa sono i picci per la GoPro? I picci per la GoPro sono gli attacchi, tipo questo qui è un piccio per la GoPro nell'angolo che c'era già. Ne ho aggiunto uno centrale lì, in modo adesso magari non si gira perché la ripresa è già iniziata, difatti non si gira. Però vedi, da qua prende tutto il camper. Anzi, e staccati. Dai, vieni via. Fermo che hai la batteria scarica. Tu, fermo là. Buono, allora, ricapitoliamo. Molto, molto buono. Ecco, vedi, da qua prende tutto il camper. Puoi anche abbassarlo, alzarlo, inclinarlo, come vuoi. Poi c'è questo qui laterale, quello che usavamo. Anche questo, vedi, puoi abbassarlo, alzarlo. Puoi anche far così addirittura. Guarda, tac, tac. Tac, tac, non so cosa serve, però puoi farlo. Poi due lì in alto, vedi? Perché ne hai uno che guarda di qua, uno che guarda di là, e giustamente puoi girarli anche di là, cosa si vede? Ma così puoi anche abbassarlo un po'. Sì, dai, vedi un po', ecco quando si guida è il cesso. Questo è quello più vicino, sì, vedi un po' la porta di uscita. E dopo dove altro li ho messi? Ah sì, quello più carino, ok. Cioè, è fantastico, questo è il dove viviamo oggi. Cosa succede? Tu adesso sei nella porta, si apre, si dice dove abitiamo oggi? Su un muro. Abitavamo su un muro. E poi, beh, vedi, il classico, che era quello lì di guida, ma ne ho messo uno anche più centrale. Così si dovrebbe... Ah, aspetta che proviamo subito. Infatti, perfetto. Si vede sia a me che il cane è pericoloso. E beh, la parte dietro del camper, perfetto quello centrale così. Bello, mi piace. Perfetto. Forse, ecco, mi taglia un po' me e lascia più spazio là, quindi devo metterlo più in qua, però vabbè, ormai. O ne metterò un altro lì attaccato, vediamo, dai. E metterlo dietro? Dai, sì, lo voglio. Qua, così, qua, è lui, Katzen, sì. Excellent, mi copre la targa, però andiamo.